La regione siciliana accelera sulla zona franca urbana per Messina. Ieri il presidente Rosario Crocetta è stato in città per incontrarsi al municipio con il sindaco a Corinti, l'amministrazione comunale e gli imprenditori locali. Occasione dell'incontro proprio l'avvio delle zone franche urbane, un provvedimento importante varato dal governo regionale e che in provincia di Messina coinvolgerà le due città più importanti, il capoluogo e Barcellona Pozzo di Gotto. Una misura che, se interpretata e messa in pratica bene dal tessuto imprenditoriale locale, potrebbe valere finalmente la ripresa economica di questo territorio. Si tratterà infatti di due aree a regime economico privilegiato per le nuove imprese che potranno godere di importanti sgravi fiscali e contributivi, oltre che di risorse. In particolare le agevolazioni consistono nelle esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'imposta municipale propria e dall'esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I piccoli imprenditori che vorranno insediare le proprie attività nella zona franca urbana di Messina, identificata nell'area che va dal Cavalcavia a Tremestieri, potranno chiedere informazioni e ottenere assistenza per preparare la documentazione al Centro Servizi Imprenditorialità, al Palacultura. Durante l'incontro tra il presidente della regione nel Salone delle Bandiere è stata rimarcata anche dal sindaco a Corinti l'importanza di questa misura per la città, insieme alle risorse che potrebbero arrivare con la nascita dell'area metropolitana a Messina, e si parla già di numeri importanti che vanno dagli 80 ai 100 milioni di euro. Messina entra nella zona franca urbana perché l'ho voluto fortemente io, perché era stata esclusa nella graduatoria nazionale, per intenderci, e anche questi sono, credo, non so quanti siano esattamente, ma credo che siano intorno ai 13-15 milioni di euro. È una misura che in quartieri che attualmente rappresentano una marginalità urbana di ripresa che li può mettere all'interno, a far acquistare loro non un assorbimento verso il centro, non più quartieri dormitorio, ma invece fa acquistare loro una centralità urbana, perché diventa conveniente investire nelle zone franche urbane.